Ottimi riscontri per la prima edizione di Alto Adriatico Motori d'Epoca, manifestazione che si è svolta il 22 e 23 aprile nel quartiere fieristico di Pordenone all'interno della 57esima fiera del radioamatore. Un evento di Pordenone Fiere dedicato ai motori d'epoca con la presenza di rivenditori, ricambisti, club e appassionati di auto e moto d'epoca, collezionisti e restauratori. Migliaia di appassionati di motori d'epoca hanno avuto la possibilità di toccare con mano dei veri e propri gioielli d'un tempo. È stata un'occasione ideale per coltivare la passione per i motori d'epoca e ammirare numerosi mezzi a 2 e 4 ruote davvero unici, con uno spazio dedicato ai rivenditori di parti di ricambio e componenti d'epoca. Scopriamo dunque la prima edizione di Alto Adriatico Motori d'Epoca di Pordenone. Zagato ha fatto la storia, possiamo dire, in Italia. Qua stiamo vedendo anche dei veri gioielli, Presidente. Zagato è un marchio che ci è entrato non solo nel cuore, ma anche nella passione che stiamo portando avanti dal 1979, quando è nato il nostro club, ed è un marchio, è l'unica carrozzeria italiana ancora, diciamo, in produzione. Fa soprattutto vetture sportive, partendo dal primi Novecento con macchine superleggere, quindi sono partiti dalle tecniche aeronautiche per poi riportare la leggerezza e l'aerodinamica anche nelle vetture, quindi c'è questo stile inconfondibile, quindi sportività, leggerezza per le gare, per le competizioni. E ha sicuramente lanciato ancora più dei marchi importanti, Lancia, Alfa Romeo e non solo, dando quel qualcosa in più sia nelle competizioni ma non solo, anche nell'estetica. Sì, diciamo che Zagato ha vestito moltissimi telai, praticamente quasi tutte le case auto, italiane soprattutto, ma anche Aston Martin, Bristol, quindi vari marchi anche stranieri. E la prerogativa di avvalersi di designer professionisti con le idee avveniristiche è sempre stata vincente. Loro sono primi per questa cosa qua, per l'originalità nelle linee delle loro vetture. Quali sono le iniziative vostre del club? Noi abbiamo un raduno internazionale che organizziamo ogni anno. Siamo arrivati al 51esimo quest'anno, che faremo a giugno a Torino, assieme col patrocinio della città di Torino, e poi assieme all'ASI, che siamo federati da 44 anni, forse siamo uno dei primi club federati ASI, e poi abbiamo degli incontri domenicali durante l'anno dove ci troviamo anche con altri club, quindi amiamo molto il discorso in rete, quindi cerchiamo di allargare le nostre conoscenze e competenze e portare cultura dell'auto anche tra amici appassionati. E i più giovani conoscono il marchio Zagato, lo comprendono? Questo forse è la cosa più difficile. Questa è una bella domanda, perché ci accorgiamo anche in questa fiera che per me è una bellissima vetrina, fra l'altro, è sorprendente anche l'impegno che ha messo l'organizzatore e che crede in questa situazione qua. I giovani arrivano, vedono queste macchine e dicono: ma che macchine sono queste qui? Ma questa è una Flavia Zagato, ma che macchina è? Non l'ho mai vista. Ecco, quindi però si sente, non c'è la conoscenza, ma si sente la passione che emerge, probabilmente anche questo appeal che hanno, no? La linea aerodinamica che hanno queste vetture, che sono veramente, se lei pensa a quella che c'è una Flavia Zagato, quella che vede rossa, che è del 65, nel 65 una linea così, oggi ancora attuale, piaceva o non piaceva, però è avveniristica, c'ha delle tecniche e tecnologie che sono incredibili. Adriamotori presenti, perché non c'è solo l'auto moderna, qua spaziate parecchio, mi sembra. Assolutamente sì, abbiamo pensato di essere partecipi in questa prima edizione in Fiera Motori d'Epoca a Pordenone. Adriamotori ha la possibilità di offrire delle autovetture anche d'epoca e nuove a noleggio, ma anche in vendita per l'utente sia privato che azienda che vuole provare l'emozione di questi nuovi bolidi. Come sta andando per voi in questo periodo, soprattutto sulle vendite delle moderne? Ma le moderne, diciamo che c'è un mercato oggi che sta diventando sempre più fiorente, i numeri stanno dando
dell'immatricolato sempre più importante rispetto all'anno passato, dove abbiamo sofferto un po' di utenza che è mancata nell'acquisto di autovetture nuove, autovetture che stanno arrivando dall'Asia anche in maniera importante, hanno disponibilità, hanno meno mancanza di materie prime, di prodotti microchip, e quindi riescono a dare delle autovetture in pronta consegna a dei prezzi veramente economici. Quando ti vedremo di nuovo su un'auto da cross country rally oppure da rally per delle competizioni? Il cross country è sempre nel mio cuore, oltre alle auto da rally da corsa. Abbiamo portato a casa insieme con qualcuno un Opel Kadett Carenini d'epoca, quindi sicuramente a breve ci saremo di nuovo sui calci. Sicuramente rally d'epoca riscoprirai, perciò una nuova specialità per te. Assolutamente sì, siamo sempre in prima linea per delle nuove specialità che possono essere darci entusiasmo, e quindi ci saremo assolutamente con l'Opel Kadett. Ruote del passato giocano un ruolo importante in questo contesto, perché giocate in casa e poi l'auto d'epoca per voi è una cosa fondamentale per il vostro club, la vostra attività. Certamente, ma siamo orgogliosi di essere qua, anche perché dopo tanti anni riportiamo i motori in Fiera a Pordenone, una tradizione che avevamo perso con Fiera Motore ancora negli anni 90. Quindi come club Ruote del Passato noi abbiamo festeggiato l'anno scorso i 40 anni di attività, e siamo qui con alcuni soci che hanno portato le loro auto, le loro moto, e un'occasione unica anche perché qui a Pordenone appunto la tradizione andava ripresa, e lo facciamo con una grande attenzione verso quello che è il motorismo storico, motorismo che contribuisce a promuovere anche il territorio dal punto di vista turistico. Iniziative vostre durante la stagione ce ne sono parecchie, ormai avete un gruppo molto ben affiatato e numeroso. Siamo uno dei club più, diciamo così, più vecchi anche sul territorio, contiamo oltre 1200 soci. Le nostre iniziative partono con dei raduni, ma soprattutto abbiamo il Piancavallo Revival, che è una iniziativa che ormai diciamo, ha più di 20 anni alla fine, e abbiamo Ponti Argini come altra iniziativa di raduno, e durante l'anno ce ne sono insomma di occasioni. Non mancano poi le gare di regolarità, mi sembra. Ecco, le gare di regolarità sono un altro aspetto, e Piancavallo Revival è una gara di regolarità. Ricordiamo la regolarità, la mamma dei rally, possiamo dire. Allora, la nostra regolarità è una regolarità diversa, nel senso che noi non abbiamo la possibilità di andare ad alta velocità, la nostra è una regolarità di bassa velocità, prove sui pressostati, prove di velocità media, quindi sono delle prove di abilità che dobbiamo svolgere per forza di cose però all'interno di spazi privati. Una volta le potevamo fare anche su strade pubbliche. Poi tra tanti associati, 1 migliaio, immagino che ci siano dei veri gioielli che custodite poi come club. Ma allora ci sono dei gioielli che tante volte gli appassionati non hanno nemmeno voglia di esibire, quindi c'è gelosia. C'è un po' di gelosia, c'è un po' di timore, perché c'è anche un po' di paura, ecco, per quanto riguarda la possibilità poi che questi mezzi vengano così un oggetto di attenzione anche dei ladri. Cioè, tocca dirlo, ma è così. Però abbiamo anche tanti appassionati che invece hanno dei mezzi che non sono molto così pregiati dal punto di vista del valore, valgono magari poche migliaia di euro, però sono mezzi che si possono usare appunto in questi raduni, nelle gare di regolarità e anche in altre occasioni. I riscontri qua in fiera quali sono in questa seconda giornata per voi? Ma noi abbiamo visto già da ieri una grande attenzione rispetto a questo settore, anche da parte di persone che magari non sanno di avere questa passione, no? Magari la passione viene anche proprio vedendo queste macchine, vedendo questi mezzi. Anche dalla Croazia, quando c'è la passione per le auto d'epoca. Sì, questa è l'associazione, sarebbe praticamente l'ASI croata, l'associazione delle macchine d'epoca, ovviamente considerando il paese della Croazia che ha 3 milioni e mezzo di abitanti, siamo molto più piccoli, però abbiamo una collaborazione pluriennale, soprattutto col club del Ruote del Passato,
assieme al quale organizziamo già da 20 anni un evento di macchine storiche conosciuto in Istria, si chiama Istria Classic, e tentiamo di allargare questi rapporti e siamo fieri di essere come ospiti loro qui oggi per poter presentare anche quello piccolo che abbiamo, ma quello che offriamo col cuore e con la passione. Una prima edizione, ma c'è tanto pubblico presente in questi 2 giorni di questa fiera. Sì, noi come appassionati andiamo in tutto il mondo, io vado ad Essen, a Stoccarda, a Padova, sono già inventari ogni anno e sono veramente sorpreso che ieri e oggi ci sono tantissime presenze qui ed è un plus sicuramente e vedo un prospero futuro per questo evento. Come lo vedete voi le vetture italiane che chiaramente hanno fatto un po' da vetrina in tutto il mondo, dalla Croazia che chiaramente vi trovate proprio vicinissimi ai confini italiani? Ma guardate, l'Italia ha messo le fondamenta sulla storia dell'automobilismo, lasciamo quello che succede oggi, parliamo del passato. Nel mondo delle macchine d'epoca esiste l'evento top, si chiama 1000 miglia. Non è che si svolge in Cina, lo vogliono spostare anche lì, però è una cosa italiana. Noi che siamo confinanti praticamente in Istria, conosciamo la storia, un po' quello che succede in Italia lo abbiamo vissuto anche noi, ovviamente non potevamo permetterci tanto per altre condizioni storiche, ma comunque l'Italia è un primo indirizzo, un primo luogo dove veniamo e con la quale vogliamo avere dei rapporti in questo mondo, in questo settore. In collaborazione con Ruote del Passato arrivano anche gli amici da Rovigna. Sì, ormai io sono Guerrino Barbieri, sono il presidente del club del Rovigno, che rappresentiamo 20 anni con gli amici delle Ruote del Passato. Facciamo un evento, anzi 2, fino a 2 o 3 anni fa lo facevamo delle corse con regolarità. Adesso la gente più che va a fare la turistica, gita turistica, che neanche quella. Allora noi da 2 anni già che facciamo turistica. Più un autoraduno, diciamo. Autoraduno turistico, facciamo un tocco di Istria, ogni anno facciamo un altro percorso, in giornata facciamo un 120 a 140 km con tappe e rappresentiamo l'Istria, l'interno, dove che sono gli agroturismi. Trasandino